Siamo con Attilio Gastaldello, candidato sindaco al ballottaggio San Giovanni Lupatoto. Perché votare Attilio? Beh, ci sono diverse ragioni per votare questa coalizione. È una coalizione coesa, ha dato un esempio di unità, di mediazione, di capacità di risposte verso il territorio, è riuscita a prendere in considerazione e a dare delle soluzioni su problemi come la sicurezza, come l'ambiente, come i servizi, e sono risposte che i lupatotini attendono da anni. San Giovanni Lupatoto, ballottaggio, abbiamo qui l'assessore alla sanità Luca Coletto. Perché votare Attilio Gastaldello? Ma credo che, anzi sono certo che Attilio Gastaldello è una garanzia per l'amministrazione, una garanzia per innovare, una garanzia per dare spinta e trasparenza a un paese importante come San Giovanni Lupatoto, che è, diciamo, assolutamente collegato a Verona, e dare un'impronta assolutamente di governo positivo, come lo può dare un sindaco della Lega, per migliorare quella che è la qualità della vita e portare posti di lavoro a San Giovanni Lupatoto. Grande coalizione qui a San Giovanni Lupatoto. A livello nazionale abbiamo visto varie coalizioni e varie problematiche con chi dice che c'è un accordo con il Movimento 5 Stelle o meno. Ma qua la sinistra ha già fallito, cioè bisogna essere masochisti per rivotare quello che ha disastrato il tuo comune, come hanno fatto a Roma, come hanno fatto a Milano, come hanno fatto a Bologna. Qua c'è un centrodestra compatto, unito, con un candidato all'altezza, quindi non voglio dire che siano tranquilli, però sia a livello locale che a livello nazionale per Renzi il vento sta cambiando, senza accordi sotto banco con nessuno. Io ho detto che laddove c'è un sindaco di sinistra uscente non c'è la Lega al ballottaggio, scelgo il cambiamento, scelgo i 5 Stelle, qua il problema non si pone. Ciao a tutti, grazie per essere qua oggi pomeriggio. È una giornata importante perché, come è stata domenica scorsa, che tutti i cittadini di San Giovanni Lupatoto hanno partecipato a una grande manifestazione elettorale che ha visto il nostro grande Attilio Gastaldello arrivare primissimo con la Lega Nord e con tutte le liste civiche che lo hanno supportato, che ringraziamo. Oggi, dopo una settimana, abbiamo deciso di incontrare tutti i nostri sostenitori, tutti quelli che ci sono stati vicini, perché ci sono altri 7 giorni importanti, 7 giorni fondamentali, 7 giorni dove tutti noi dovremo cercare di convincere le persone che non hanno partecipato al voto, e ce ne sono state tante, tutte quelle persone che sono indecise e che devono cercare di convincere tutti che la squadra vincente è quella di Attilio, che sicuramente trionferà fra 7 giorni. Abbiamo fatto tanto, abbiamo cercato di ascoltare tutti, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto e soprattutto del vostro voto. Per questo è un appello importante. Abbiamo ancora 7 giorni, Attilio è qua, la squadra è qua e cerchiamo di dargli una mano, perché dal giorno 20 si cambia musica. Grazie. Grazie. Abbiamo raggiunto un risultato importante, oltre alle attese forse, ed è una risposta importante da parte del Paese. E durante questa campagna elettorale abbiamo fatto un sondaggio non per capire chi sarebbe arrivato primo, non era questo interessante in quel momento, ma per capire che cosa voleva la gente. È un sondaggio che c'è ancora sul sito ed è un sondaggio che abbiamo fatto in più luoghi, in particolare qui al mercato. E la risposta, perché molti cittadini si sono fermati, la risposta è stata quella che al primo posto ha messo la sicurezza. Tra 4 materie come la persona, l'ambiente, i servizi e la sicurezza, le persone hanno indicato la sicurezza come un elemento importante. Bene, io credo che su questo tema
abbiamo il miglior alleato del momento nella nostra coalizione, che è la Lega. Che ha saputo raccogliere le istanze delle persone e ha saputo indicare con chiarezza, perché una delle doti, delle qualità della nostra coalizione è la chiarezza. Ecco perché in questa coalizione c'è un partito così importante, oltre agli altri del centrodestra che ricordava Matteo Salvini. Io vi ringrazio 4.563 volte, però vi chiedo un impegno forte. Tornate al voto il 19 di questo mese, perché credo sappiate chi dovete votare. Grazie, grazie. Ma grazie a voi innanzitutto. Qua mi sembra, ecco, ci hanno dato delle seggiole rosse, non so se, diciamo che l'unica cosa di rosso che accettiamo a San Giovanni sono le seggiole su cui saliamo in piedi, poi per il resto al massimo le fragole e il vino, basta, l'unico rosso che riusciamo a digerire. Qua la sinistra ha già dato il meglio di sé, mi sembra, quindi lo diceva il sindaco, però l'importante è non pensare di aver già vinto, perché siamo 0-0, è tempo di partite degli europei di calcio, 0-0 fine primo tempo, anzi nell'ultima settimana noi dobbiamo tornare in campo, tornare a San Giovanni come se fossimo indietro di un voto. Provate a pensare al fatto che siamo indietro noi e quindi dobbiamo recuperare un voto in negozio, a scuola, in strada, perché io il dramma sportivo da milanista di andare negli spogliatoi in vantaggio per 3-0 in una finale di Coppa dei Campioni e poi perderla l'ho già vissuta, quindi non ridete, c'è poco da ridere, comprendete il dramma. Quindi 0-0, palla al centro. Perché fa la differenza avere un sindaco di centrodestra rispetto a un sindaco di centrosinistra? Perché oltre a dire dei sì, oltre ad ascoltare, dovrà dire anche dei no. Se il prefetto di Verona chiama, magari ad agosto, visto che certe cose le fanno ad agosto quando molti di voi non ci sono, e dice al sindaco: sai cosa c'è? Pigliami 50 immigrati e in caserma mi metti 50 immigrati. Il sindaco sostenuto dalla Lega, con rispetto e signorilità, piglia il telefono e lo mette giù, perché 50 immigrati se li ciuccia lui a casa sua in prefettura, non a San Giovanni. Non a San Giovanni. Quindi questa è la differenza, il coraggio. E lo dico, abbiamo appena fatto un incontro bello a Bovolone davanti alla chiesa, quando la gente entrava a messa, ma io quello che dico, lo dico essendomi andato a rileggere il catechismo, fra le altre cose, che oggi a stasera, se tornate a casa, sul sito del Vaticano, dice quello che diciamo noi. Non siamo brutti, cattivi, razzisti, ignoranti, populisti. Perfino il catechismo della Chiesa Cattolica dice che accogliere chi ha bisogno è un dovere mio, è un dovere tuo, però lo stesso catechismo aggiunge 4 parole che a sinistra si dimenticano i compagni. Accogliere è un dovere nei limiti del possibile, e i limiti del possibile quali abbiamo ampiamente superati, perché prima viene la nostra gente. Prima viene la nostra gente. A San Giovanni c'è qualcuno che ha problemi di casa, di lavoro? C'è qualche esodato? C'è qualche cassintegrato? C'è qualche genitore separato che non ce la fa a tirare a fine mese? Ebbene, mentre per qualcuno a sinistra è di moda aiutare chi sbarca domani mattina a Lampedusa, per noi è di moda andare in quel palazzo là, e se in quel palazzo là c'è qualche veronese che ha bisogno, prima viene lui, e se avanza qualcosa arriva al resto del mondo, ma prima viene lui. Vangelo! Questo è un ragionamento, perché se ce la diciamo fino in fondo, i veri razzisti
sono a sinistra, perché questa immigrazione non è un'emergenza, non viene per caso. Di che cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di nuovi schiavi da sfruttare a 3 euro all'ora, per togliere ulteriori diritti ai lavoratori italiani, uomini e donne. Lavori per la cooperativa? Ti do 4 euro? Non ti va bene essere trattato da schiavo? Non ti va bene lavorare anche la domenica? Accomodati fuori dalla porta, tanto fuori dalla porta ne ho 10.000 che si accontentano di 1 euro in meno di te. E la legge Fornero e il Jobs Act stanno preparando per i nostri figli un futuro di precarietà e di paura. Li crescesse Renzi i suoi di figli con un futuro di precarietà e di paura. Il lavoro è un valore e 3 euro all'ora non sono il riconoscimento di un valore. Se qualcuno pensa che qua ci siano degli schiavi, ha sbagliato a capire. E quando torneremo al governo, non solo a San Giovanni, ma a livello nazionale, 2 o 3 cose da fare ce le abbiamo già scritte e sappiamo di poterle fare in una settimana. 1. Via la legge Fornero che sta rubando anni di vita, di lavori, di contributi a milioni di italiani. E soprattutto sta rubando il futuro ai giovani. 2. Via gli studi di settore che stanno rovinando interi settori produttivi e non hanno più senso alcuno. 3. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, invece di andare a rompere le scatole al bar di San Giovanni per lo scontrino da 1 euro, andassero a controllare tutte le false cooperative che sfruttano i lavoratori 4 euro all'ora senza pagare le tasse che dovrebbero pagare. 3 cose da fare, non 30. 3. Una cosa non vi prometto, se vinciamo non vi dirò mai, vi regalo 80 euro. È quell'altro che dà 80 euro e poi dopo un anno se li riprende pure indietro. Quindi noi non abbiamo soldi, pani e pesci da moltiplicare, abbiamo un'idea di paese normale, per questo i sindaci sono fondamentali. La riforma della Costituzione di Renzi, in che cosa la critico soprattutto? Primo, i sindaci non conteranno più un accidente. Sindaci, province e regioni varranno 0. Perché l'ultima parola spetta sempre a Roma e allo Stato centrale. 2, ci lascerebbe per i prossimi 50 anni schiavi dell'Europa, della Merkel, dell'euro e delle banche. Io non sono nato schiavo, non sono nato servo e al referendum a ottobre voterò orgogliosamente no, perché gli uomini e le donne libere votano no, perché non sono nati servi di nessuno e schiavi di nessuno. Quindi poi chiedi magari in questa settimana al candidato del PD che parlerà di sicurezza, immagino anche lui. Non andrà in giro per San Giovanni dicendo votatemi che il paese sarà un casino. Dirà votatemi perché ci sarà più sicurezza. Fagli questa domanda. Fate domani in ufficio agli elettori di sinistra questa domanda. Ma perché se ci tieni la sicurezza da 2 anni, non da 2 giorni, da 2 anni il PD e Renzi bloccano in Parlamento una proposta della Lega normale, banale, non intelligente, normale, che sicuramente porterebbe un po' di sicurezza in più a Milano come a San Giovanni, che dice una cosa semplice: cancellare l'articolo 52 del codice penale per ristabilire un principio sacrosanto. La legittima difesa è sempre e comunque legittima difesa. Non è l'aggredito a dover aspettare di essere aggredito per potersi difendere. Però vi rendete conto che è frustrante trovarci qua in piazza San Giovanni la domenica sera, e vi ringrazio, a darci ragione, a batterci le mani su cose che mio figlio di 13 anni direbbe: papà, ma stai dicendo qualcosa di ovvio, perché la gente ti batte le mani? Papà, tu sei contro le adozioni gay perché ritieni che un bimbo abbia diritto di avere una mamma e un papà? Sì, finché campo io sono contro le adozioni gay, ma vi pare normale combattere una battaglia per il diritto della mamma a essere chiamata mamma e del papà a essere chiamato papà, o a combattere perché le forze dell'ordine finalmente possano fare il loro lavoro senza la preoccupazione di essere denunciate dal primo spacciatore o dal primo scippatore di turno che denuncia di essere stato maltrattato durante l'arresto? Dai. Quindi
tiriamo avanti nel nome della tranquillità, della serenità, senza fare promesse che non siamo in grado di mantenere, guardando a quello che ci hanno lasciato, com'era San Giovanni che vi hanno lasciato i vostri genitori. Io penso anche alla mia Milano dove torno stanotte. Da che cosa mi rendo conto che il mondo sta andando al contrario e che noi abbiamo il dovere storico di fermarlo e far ripartire l'orologio nella direzione giusta? Perché quando ero bimbo io, e io sono del 73, quando sono cresciuto io ho visto i miei nonni e i miei genitori in un mondo normale. Sono i ragazzi, era mio padre e mia madre che, cominciando a lavorare con i loro primi stipendi, aiutavano i loro vecchi che con la pensione non ce la facevano ad arrivare a fine mese, perché in un mondo normale funziona così: è il giovane, è il nuovo che dà una mano a chi si è sacrificato per 50 anni. Perché oggi il mondo funziona al contrario? Perché oggi, se non ci fossero le pensioni di tanti settantenni e ottantenni, sarebbe pieno di ragazzi a spasso in mezzo alla strada, che un futuro non se lo costruiscono, che una casa non se la costruiscono, perché vanno in banca a chiedere il mutuo, magari lui è artigiano, lei è a tempo determinato e in banca ti ridono in faccia. Ma non è un mondo normale dove sono gli ottantenni a mantenere i trentenni, dove i nostri laureati di 20 anni scappano all'estero, vanno in Austria, in Germania, negli Stati Uniti, in Canada, per costruirsi un futuro. Noi perdiamo i nostri migliori ventenni e in cambio ci riempiamo dei ventenni che sbarcano a Lampedusa di giorno e di notte. Non è normale, non andiamo lontano con un mondo che perde le radici. Un albero senza radici muore. Quindi è questo, una San Giovanni generosa, solidale, che apre le porte alle donne e ai bambini che scappano dalla guerra perché è sacrosanto. Però io vi dico che giro mezza Italia nei centri di cosiddetta accoglienza dei finti profughi, vado negli alberghi e non so a San Giovanni, ma nel resto d'Italia io di donne e bambini ne vedo pochini, vedo un sacco di ventenni belli robusti con le Nike, il cappellino, le cuffiette e il telefonino a fare una mazza dalla mattina alla sera, e non è esattamente la fuga dalla guerra a cui penso. Quindi grazie, oggi hanno tenuto a tenermi in forma, così arrivavo a San Giovanni e mi dicevano: sei meno grasso di come sembri in televisione. Come è vero, signora? Non deve dire così, signora, deve dire no. Io domani sera sono per un ballottaggio storico a Cascina, in provincia di Pisa, dove la sinistra ha sempre vinto al primo turno col 60% dei voti, e per la prima volta della storia una ragazza candidata per la Lega porta il PD al ballottaggio e la Lega ha preso il 21% dei voti. E quindi io domani sera sono là, in trincea, in prima linea, e poi andiamo avanti. Quindi mi prendo l'impegno di esserci anche a San Giovanni. Ogni tanto mi devo ricordare di farmi vedere anche a Milano, perché mi danno per disperso. Quindi in bocca al lupo e grazie al candidato sindaco, perché candidarsi sindaco di questi tempi merita coraggio o follia. Un po' di coraggio e un po' di follia, quindi l'applauso fatelo a lui e fatelo alla sua squadra, a cui faccio il migliore in bocca al lupo. Grazie a tutti.